Vigili precettati e un ordine del prefetto. L'8 gennaio per il derby veneto tra LR Vicenza e Padova, il rappresentante del governo ha disposto che 29 agenti di polizia locale dovranno assicurare l'ordine e la sicurezza. Proprio nel giorno in cui si giocherà una partita che rischia di essere velenosa per la rivalità che separa le due tifoserie, i sindacati avevano dichiarato lo sciopero della polizia locale per protestare contro il turno prolungato voluto dall'amministrazione, che ha chiamato i vigili a pattugliare i parchi, i quartieri e le strade ogni venerdì e sabato fino alle 3 di notte. Ogni volta che abbiamo tentato di fare uno sciopero siamo stati introdotti nel dispositivo di ordine pubblico e quindi c'è stato interdetto lo sciopero in quegli orari. L'avvertenza che stiamo portando avanti in questo momento è legata all'aumento dell'orario, che tanti hanno detto è solo una questione di prolungamento di orario venerdì e sabato, è possibile farlo. Ci sono stati chiesti degli sforzi ulteriori nonostante il numero ridotto di personale e sempre più esigenze da parte della cittadinanza, da parte soprattutto dell'amministrazione pubblica. Per domenica molti tifosi arriveranno con la propria auto dalla vicina Padova e quindi la gestione del traffico e il ruolo degli agenti di polizia locale nella garanzia dell'ordine pubblico diventa fondamentale. Piuttosto c'è da chiedersi se la realizzazione di Largo Paolo Rossi sia stata indovinata, perché le nuove aiuole di fatto hanno sottratto spazio al piazzale a ridosso della curva nord, chiamato in gergo la gabbia, perché recintato con una struttura in metallo a servizio del settore dei tifosi ospiti. Una scelta discutibile, perché oggi la capienza della cosiddetta gabbia, utile per evitare che le tifoserie avversarie entrino in collisione, è stata dimezzata, portata da 1200 persone a 600 e in partite come il derby col Padova dell'8 gennaio è assolutamente insufficiente. Per questo il prossimo match bisognerà allargare la gabbia con pareti mobili noleggiate dall'Ane Rossi Vicenza. Insomma, bisogna trovare soluzioni provvisorie e allora c'è da chiedersi se sacrificare 600 posti di scarico dei tifosi per far spazio a due aiuole a forma di scarpa da calcio sia stata la scelta giusta.